No, chiudo. Tutto il problema dell'ospedale, la cittadella sanitaria, l'accordo di programma sul Pio X, metto lì dei temi. La cittadella della sicurezza. Sono partiti i lavori della Guardia di Finanza. C'è il commissariato che provvisoriamente lo sistemeremo lì, ma hanno bisogno di una sistemazione. La polizia stradale. Il problema, e lo accenno solamente, previsto dal piano comunitario, lo sviluppo, il problema dell'interporto e dell'intermodalità. Abbiamo una società al 70% all'interesse pubblico, abbiamo la possibilità di infrastrutturare ancora 100.000 metri quadri. C'è questa possibilità e c'è l'interesse, soprattutto con quello che sta accadendo in questi giorni, per l'intermodalità. Sono temi che se qualcuno politicamente nelle sedi opportune non li affronta e li porta avanti, altro che treno che perdiamo, 10 anni perdiamo, torniamo indietro. E poi, concludo, la Regione, lo ha accennato prima il Sindaco, ci ha già fatto i decreti, 480.000 euro per il polo sportivo di San Nicolò e poi ci ha dato 270.000 euro per la scuola elementare 4 novembre, per la materna a Rodari e per la media Bertolini, per continuare a lavorare dentro. Qui c'è anche un dirigente scolastico, eccolo qua, per continuare a monitorare e tenere ascolto. Se noi questi soldi non li cofinanziamo, sono soldi già arrivati in cassa al comune, decreto del Presidente della Giunta Regionale. Se noi sono persi. Quindi abbiamo di soldi freschi tramite la Regione 1 milione di euro che non siamo in grado di poter approfittare. E poi chiudo dicendo che un'altra cosa che non possiamo perdere, l'immagine della città è fondamentale. La pulizia, la cura del verde, i viali alberati, i parchi. Con il commissario, il problema del personale che noi assumiamo di 6 mesi in 6 mesi, ritrovando le fonti per poter... Questo, dei parchi non è un problema, cioè capite che ecco, volevo semplicemente fare il quadro di che cosa succederà, non per manifesta volontà, cioè politica, per parlare male di qualcuno eccetera, stiamo parlando della città. È un rischio troppo grande, quindi non, secondo me non si può dire che il commissario non fa danni, ma opera nella chiarezza e le cose in regola vanno comunque avanti. Le opere che non dipendono da Bertoncello andranno avanti comunque. Cioè dico, qui veramente è in gioco non i 20 anni di lavoro precedente, qui stiamo per raccogliere veramente dei frutti importanti, ci sono tutte le prerogative, ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'arrivo di un commissario prefettizio per questa città sarebbe pesantissimo. Vi ho dato delle cifre e credo che queste cifre e questi argomenti bastino per dire quale sarà il destino di questa città anche in termini di servizi. Come avete visto non ho voluto né parlare di frazione di San Donà né di dire che qualcuno è sicuramente più bravo di noi, ho solo voluto darvi dei dati oggettivi sui quali tutti riflettano e voi giornalisti avete, secondo me, da questo punto di vista, veramente adesso tutti gli elementi per poter dire sui due piatti della bilancia che cosa ci attende. Scusate se sono stato lungo, ma... Volevo dire una cosa, l'avete scritto voi, non so chi, i vostri giornali, che il tribunale è pronto a San Donà con 400.000 euro di affitto che si paga il comune e c'è spazi enormi.
ammettiamo, tutti diciamo di no, ma ammettiamo che qui non ci sia un organo politico e di là ci sono gli spazi, ci sono 400.000 euro, c'è la Presidente della provincia, c'è il San Donà, anche il Sindaco di San Donà, voi potete ben immaginare con voti. Io mi auguro di no e spero che lei non lo pensi, ma con questa crisi in atto che c'è, capite che se non c'è non dico un sindaco e basta, ma un consiglio che in qualche maniera ragioni, si corrono di grossi rischi. Dopodiché ognuno ha la sua responsabilità.